Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, il centrodestra ieri ha scelto di battere una via che raramente la politica, diciamo trasversalmente intesa, batte con coerenza, e cioè quello di essere fedele a una propria missione storica, di uscire dalla cronachetta della politica di giornata. La missione storica, ovviamente, è quella della riforma della giustizia, che è una delle 2 o 3 questioni, non solo cardine, ma originarie, è uno dei 2 o 3 motivi per cui esiste qualcosa come il centrodestra come area politico-culturale in Italia. Infatti quello che è avvenuto ieri, giustamente da tutti, compreso da figli, figliastri più o meno spuri politicamente, ma chi se ne frega, ieri era giusto dedicare questa prima importante tranche, diciamo, della riforma a Silvio Berlusconi. La cronaca, perché la cronachetta non c'è, ma la cronaca ovviamente comanda. Cosa è stato votato ieri nell'aula del Senato? Un testo già approvato in precedenza alla Camera, ora richiederà una doppia lettura perché è una riforma costituzionale, che prevede anzitutto proprio un asse di ogni riforma della giustizia liberale credibile, cioè la separazione delle carriere dei magistrati, tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, che non è così un tecnicismo, una cosa a cui era affezionato il centrodestra per ragioni meramente politiche. È lo spartiacque tra un paese sotto magistratocrazia e un paese appunto sotto democrazia liberale, perché una delle storture ataviche della giustizia italiana, del modo di tenere le inchieste, i processi, di sviluppare la macchina della giustizia era la contiguità, l'intercambiabilità, la frequentazione anche personale continua tra PM e magistrati giudicanti. Per cui si faceva fatica a volte a percepire la distinzione fondamentale delle parti in un processo. La distinzione fondamentale invece, come insegna anzitutto il processo anglosassone, è che ci sono 2 parti, la pubblica accusa e la difesa dell'imputato, e poi c'è una terza parte sopra alle 2 che si equivalgono orizzontalmente, anzi, parentesi, sta alla pubblica accusa provare la colpevolezza, cioè portare elementi giudicabili come probanti. Sopra c'è una terza parte che invece è l'arbitro, quindi c'è un'effettiva parità accusa-difesa, un ripristino dei ruoli, un azzeramento della contaminazione illiberale tra accusa e organo giudicante. Questo innesca un altro aspetto della riforma, e cioè l'esistenza di 2 CSM distinti per magistratura giudicante e inquirente, cioè anche gli organi istituzionali massimi di riferimento devono essere distinti, visto che si parla di 2 ruoli, di 2 filiere distinte. E poi la cosa da un certo punto di vista più importante, e cioè lo smantellamento del cancro correntizio, di quello che era, non abbiamo paura a dirlo, D'Altonde l'ha spiegato diffusamente Palamare in più libri, il cancro che divorava l'attività e la stessa trasparenza dell'ordine giudiziario, appunto il sistema delle correnti, per cui l'autogoverno della magistratura, che già è una cosa bizzarra in una democrazia liberale dove ogni potere o ordine deve essere sottoposto a un controllo altro, di un altro potere, ma già l'autogoverno, già sbagliato alla radice, era pesantemente infettato dalla spartizione tra correnti, per cui si perdeva qualunque valutazione di merito, e l'agire della magistratura dipendeva, ma questo vuol dire influire sulle sentenze, sui procedimenti, sulle vite delle persone, dipendeva dalle appartenenze politiche. Ci sarà il sorteggio. Questo è un colpo notevole alla magistratocrazia. Più in generale questa riforma rimedia un guasto trentennale in Italia, perché è vero che in Italia da decenni è a rischio, anzi è quotidianamente smentito, il principio supremo
che ha tra le firme che lo hanno battezzato gente come John Locke, come il barone de Montesquieu, quello della separazione dei poteri, ma per il motivo contrario rispetto a quello sbandierato dal mainstream, cioè per il palese deragliamento del potere o ordine giudiziario fuori dai suoi confini e soprattutto per la pesante ipoteca messa sotto da questo potere contro il potere politico. Questa roba avviene dal 92, abbiamo visto procure come quella di Milano fare conferenze stampa come un partito, agire come un partito, abbiamo visto l'eroe di Mani Pulite dire io quello lo sfascio, riferito al leader del centrodestra allora Silvio Berlusconi. Abbiamo visto e stiamo ancora vedendo, vedi il surreale ricorso direttamente in Cassazione contro l'assoluzione, l'accanimento della magistratocrazia su Matteo Salvini, che ha avuto il torto di essere coerente con le politiche migratorie chieste dall'elettorato. Abbiamo visto ultimamente lo smantellamento del tentativo del governo di arginare l'immigrazione clandestina sempre mano giudiziaria. Questa grande stortura che ho riassunto malamente in pochi minuti inizia ad essere arginata dalla riforma della giustizia. Vuol dire che il centrodestra, bene o male, con tutti i suoi difetti quotidiani, è sintonizzato con la dinamica della storia. Chi è in ritardo sulla storia, purtroppo, è ora sempre il PD. È talmente in ritardo che ormai questa sua difesa a oltranza della magistratocrazia e di uno squilibrio palese tra politica e giustizia li si sta ritorcendo contro, da Milano, caso Sala, alla indagine che coinvolge il candidato alla regione Marche Ricci per questioni che riguardano affidamenti diretti quando era sindaco di Pesaro. Ci interessa poco il merito di cui Ricci dovrà rispondere, ovviamente, ci interessa registrare che su questa questione vitale per l'equilibrio e la vita democratici, il PD è completamente, in modo ormai masochistico, fuori dalla storia. Grazie.